Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano. Oggi spacchettamento Magic the Gathering Marvel Spider-Man pre-release. Oggi spacchettiamo il pre-release, poi nei prossimi giorni, adesso chiaramente ieri è il 24 mi sono sposato in comune, quindi diciamo la prima parte, poi il festone comendiano sarà il 27, sabato, quindi spero di registrare magari prima di andare via in viaggio di nozze e niente, quindi cominciamo dal pre-release, poi c'è il play booster, il bundle, il gift bundle e tre collector, tre bustine, speriamo bene. Non ho preso chiaramente il box perché è più di 500 euro, sinceramente. Anche no, vediamo qua. Chiaramente l'obiettivo è trovare Mary Jane, la Soul Stone, però quella bella con Thanos solo con i collectors, da quello che ho capito. Quindi vabbè, insomma, qua cerchiamo di non rompere troppo. E sapete che dopo la luna di miele c'era tutta la collezione del Commendone di Magic, che è tanta roba, perché nel senso tanta roba, nel senso proprio come numero di roba. Dopo come collezione ho roba importante, però sicuramente non ho le Power 9, robe insomma da fighi incredibili, ma non mi interessa neanche, sinceramente io prendo le carte che mi piacciono, non per forza quelle considerate top. Eccoci qua. Qua abbiamo il dadone e il dado. Il dado. The Spider-Man. Guarda che bello. Bello come il sole. Di giorno lo mettiamo qua. Poi abbiamo, vediamo cosa abbiamo. Chiaramente le bustine. 1, 2, 3, 4 e 5. E 6 ovviamente. Eccole qua, scusate. Non faccio un pre-release da una vita a livello proprio cartaceo. Qua abbiamo carta promo e te la godi. Chiaramente vogliamo Mary Jane in tutte le sue versioni. E qua abbiamo il signor Paolo Goblin. Eccolo qua, bello. Qua abbiamo qualcos'altro, vediamo. Chiaramente la scatola si tiene, questa è l'unica cosa oggettiva. Qua questo è vuoto, vabbè, però facciamo del tutto. Oh my gosh, no, ho sbagliato, aspetta un attimo, oh, morì. Sono svegliato da poco, ragazzi, chiedo venia se sono più rincoglionito del solito, ma purtroppo è così. Qua mettiamo il dado. Oggi voglio fare il video così con appunto, aspetta un attimo, alziamo un secondo, ecco, leggermente. Ecco. Dopo chiaramente per lo spacchettamento quello selvaggio vediamo di migliorare anche la postazione. Questo teniamo ovviamente perché poi quando ci sarà la video collezione voglio mettere tutto in maniera perfetta. Ma allora, tutto in diretta ragazzi, tutto in diretta e in esclusiva. Buono, qua dopo sistema, eccolo qua. Il pre-release pack. Non l'ho distrutto e godo. Cominciamo, questo ce la teniamo alla fine così. Vai. Cominciamo. Pacchetto numero 1. Dai fiori, vogliamo roba comunque bella. Roba fumettosa, se così si può chiamare. Dopo una volta che sistemo tutto, i quaderni con questa espansione, andiamo appunto con la collezione comandiana. Vai che andiamo. Ok. Ok. Un inizio un po' in sordina, e però partiamo a bomba con Spider-Rex, dinosauro audace. Cioè, questo te lo godi a priori. I duri spietati. Manifestazione ragno. Ok. Shock. E qua non so se possiamo trovare quelli speciali, spero, ma non sono sicuro. Non ho ben capito cosa posso trovare sui pacchetti normali o no. Sono un po' rincoglionito, ragazzi, chiedo venia. Poi abbiamo Fantasma di Misterio. Poi abbiamo Ezechiele. È un signore Ezechiele, signori. Ok. Aspetta, come è caduta una carta però. Attenzione. Bella questa. Molto molto bella. Ok. Nascondersi sul soffitto. Niente di eccitante. Spider-Man Noir. Foil.
e le terre che sono bellissime. Molto bene, questo tesoro e cittadino umano. Un secondo solo però. Eccomi qua, raga, mi sono portato via il tablet e se trovo qualcosa di figo. Scusa, guardiamo, anche se ripeto, le cose super sono nei collector, secondo me. Paesaggio urbano vivace, mi piace queste cose. Tipo sulla sedia, questo è fantastico, te lo godi sempre. Volgare delinquente. Stigro, l'uomo dinosaur, in inglese, perfetto. Capitano di polizia altruista, voglio Mary Jane, me la consegnate? Esperimento instabile. Ok. Pungiglione di scorpione. Goblinoidi furiosi. Genitori comprensivi. Sabbie mobili dell'uomo sabbia. Ira malvagia. Bello, questo è un bel disegno, bellissimo. Spider-Gwen spirito libero, bella questa anche comunque foil, te la godi. Villa selvaggia. Il cittadino umano. Dai, insomma, diciamo un inizio un po' così, però superare lì, insomma, è difficile trovare bomboni, nel senso mi è capitato anche di trovare, come si dice, anche una volta un Nicol Bolas di valore, robe così, però è chiaro che non è semplice come cosa. Ecco, cominciamo in sordina con un Trellis Pack. Dopo chiaramente me le compro sciolte tutte le carte che voglio. Vabbè, la Stone con Thanos, se costa 1800 euro, chiaramente no. Cittadino intrepido. Autista di taxi, questa è bellissima a livello di art. Molto bella. Ok. Elicottero del giornale. Bella. Fulmine di Electro. Spider-Man, ma Mary Jane non esiste? Mazzaragni. Sun Spider. Questa, attenzione. Attenzione! Spider-Man simbionte, niente. Beh, non è bruttissima. E qua? Folle infuriata, che cazzo. E la terra così. Bene, questa però è carina. Questa è carina, adesso ce la guardiamo un attimo nel dettaglio. Carne di video sta per colore, perché ragazzi poi alla fine di tutto devo sistemare nei quaderni che ormai stanno esplodendo. La cosa è abbastanza ufficiale. Blu. Artefatto. Questa è carina, dai. Questa è bella. Ci sta. Quindi ci sono anche comunque versioni così. Dopo è chiaro, ripeto, le versioni quelle fighe non sono qua. Dai, magari una miriga. Ok. Scagnozzi di Dococ. Chiosco degli hot dog. Felini di Craven. Bella, questa a livello estetico è bellissima. No, aspetta, calma. Palla da munizione. Twiff. Bella, molto bella. Foto di Spider-Man. Questa tensione. Prowler, ok. Sì, tutte sboccio, così. Attenzione. Sciacallo. Bella questa però, bella questa, mitica anche se non sbaglio. Oh no, non capisco. Vabbè. È la terra. Si capisce poco il colore. Finora comunque carte anche carine, ma non quelle che volevo, ovviamente, ma questo lo sappiamo, insomma. Ma insomma sono tutte belle queste, sinceramente. Da questo punto di vista sono contento. Certo, dopo chiaramente col box mi troverò tutte le carte, quelle che voglio di Mary Jane sicure, perché tanto sono carte non rare, quindi le becchi al 100%. Mi sarebbe piaciuto beccarne già subito una, ma avevo ancora 2 pacchetti, non
Non è finita, non è finita. Mettiamola in ordine, ok, e ok. C'è la Mary Jane, quella bianca e verde, mi piace di più perché addirittura è fumettosa, tra virgolette, è molto molto figa. Poi vabbè c'è anche il wedding ring là, che robe là, che è tutta roba da comprare. Ma secondo me quelle carte là, insomma, non possono avere un costo devastante, spero. Vai, traghetto passeggeri. Visionario. C'è ancora cittadino, già una doppia, perfetto. Si gode. Giornalisti di Daily Book. Doc Ock, bellissima. Ok. Bene. Ma tutti i Spider-Man del cazzo sto trovando. Tentacoli. Bella, questa molto... Oh, questa è bella. Questa te la godi. A livello estetico te la godi tanto. Acrobazie. Santuario di periferia. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ultimo pacchetto. Dai. Anche la mitica ormai trovata, quindi... Vai. Gangster meccanico. Esplorare la città. Fame di Venom. Non ho trovato neanche il bacio, quello iconico, col piedino di Mary Jane, cazzo. Dopo una sfiga. Poteva andare meglio sicuramente. Ok. Ok. Madame Web. Oh, va bene. Spade UK. E si chiude così, ragazzi. Questi si chiudono così. Adesso apriamo l'ultimo del pre-release. Eccolo qua, chiudiamo con questa. Non ho grandi aspettative. Certo, è stato un pre-release un po' del cazzo. Per i miei gusti, ovviamente. Qua non c'entra il valore delle carte che sapete io me ne sbatto. Vediamo questa. Vediamo se recuperiamo un po'. 3, 2, 1. Ah, bella questa però. Non so se ha un valore. Iron Spider potenziato da Stark. Bellissima esteticamente. Vediamo un attimo, così, tanto per dare un po' di pepe, perché sapete che i prezzi non li so, a parte, vabbè, quelle famosissime. Perché quelle che voglio di più, a parte Thanos con la gemma, non costano un cazzo. Allora, vediamo. No, vabbè, versione normale 1,96 €, quindi... One Cats. Raga, finisce qua il pre-release, meno male, cioè, con pre-release così... Insomma, non dico uno dei peggiori in carriera, ma quasi a livello personale di gusto. Ma va bene, siamo entrati con l'espansione di Magic di Spider-Man. Raga, alla prossima con lo spacchettamento selvaggio, perché il prossimo video sarà sicuramente uno spacchettamento selvaggio. Ciao!